E ora Marco, sito contento, te lo portavo anche a sto anno dal guru indiano Ramen Hafazoi. Contentissimo di essere qua da Ramen Hafazoi. No, Ramen Hafazoi, Ramen Hafazoi. Ramen Hafazoi. E nega a preparare l'oroscopo per tutto l'anno, pensa a te. L'oroscopo del Ramen Hafazoi? Sì. Un anno scoppiettante. Ma no, ascolta Tasi, ascolta, attenta. Acquario. Donna dell'Acquario, sei molto fortunata. Sposerai un uomo speciale che crede molto nella famiglia. Infatti ne ha già 4. Ecco. Valori, no, la famiglia e 4 fondati. Ma chi? Cosa, Acquario? Non so. Tasi, ascolta. Gemelli, non seguite un filo logico e avete sempre il vizio di saltare da un discorso all'altro. A proposito, sapete che ho appena acquistato un'auto nuova? L'anno scorso sì, faceva più freddo di quest'anno. Mi piace tantissimo la nuova canzone di Vasco. Scusi, Guru, lei di che segno è? Gemelli. Ascolta. E infine Sagittario. Se non ci sono alberi, non puoi trovare ombra. Ma se sei pieno di ombre, attenzione agli alberi. Giusto, grande. Grazie Ramen. E si illumina. No, questo non si illumina, questo si folgora. Comunque, dica che sia anche tanto abitudinario. Cioè, a mattina il nonno viene dal dottore, il mezzogiorno te che fai da mangiare, il pomeriggio vai in letto, per cui te che anche un po' di tempo libero, Ludmilla. E certo, Marco, io devo andare a vedere mie amiche di parco, ovvio. Io devo andare a salutare che c'è Priscilla di Bratislava, c'è Katiuscia di Mosca, c'è Pierina di Praga. Pierina, è un nome italiano però Pierina. E lei è italiana. Ah, sì? Hai detto che sei di Praga? Praga di Vegonza. Ah, Peraga, sì. E dopo basta, Sera mangiamo, dopo mi guardo un filmetto, di solito faccio due cruciverba, parole crociate, leggo un filo al giornale, te mi fai il bagnetto, dopo così 7:30 andiamo in letto. A che ora mangi? Prestissimo mangia! Prestissimo! Abbiamo avuto che aspetta che venga scuro. Brushniem. Притишни! Прошли, брат, мы же Михалычек, прошли, севера прошли! Problemi, Ludmilla? No, Marco, era solo mio figlio piccolino, 3 anni e mezzo, io ho dato lui la buonanotte. Buonanotte! Come parli? Io voglio tanto bene, lo abbiamo cercato tanto. Ma dite giù che lo abbiamo cercato tanto, ma forse sarà scampato e sarà... L'abbiamo cercato tanto. Oh no. Parla così.